Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. 11 nuovi collaboratori restauratori hanno sostenuto l'esame di qualifica dopo aver concluso il ciclo triennale del corso Collaboratore Restauratore dei Beni Culturali, Restauro del Mobile e dell'Arredamento Lignario che si è svolto presso Coop Services di Este. Il collaboratore restauratore è quella figura professionale in grado di affiancare il restauratore nei processi di recupero e ripristino del bene, eseguendo azioni per limitare i processi di degrado dei beni ed assicurarne la conservazione. Gli allievi qualificati sono in grado di operare su mobili d'arte, serramenti, pavimenti e trabeazioni di valore storico, non solo avendo acquisito competenze teoriche, ma anche usando le più recenti tecniche del restauro, basate su chimica, fisica e diagnostica del restauro e sulle nuove tecnologie dei materiali. Questi nuovi professionisti lavoreranno in laboratori e in cantieri, così come per enti pubblici che necessitano di interventi di restauro ligneo. Infatti, il collaboratore restauratore è capace di gestire il processo di restauro, rispettando le istanze della critica dell'arte, della scienza e della conservazione, unendo alla capacità tecnica l'attenzione alla corretta e dettagliata raccolta dei dati per la documentazione dell'intervento. Inoltre, l'acquisizione delle tradizionali tecniche di doratura, laccatura, intaglio, intarsio e delle nuove metodologie per il restauro garantiscono a questi esperti del restauro ligneo la possibilità di dare un contributo essenziale a realtà che necessitino di quel ricambio generazionale che costituisce il futuro per la conservazione delle arti e dei mestieri della tradizione italiana. Gli allievi del corso si sono formati grazie anche alla partecipazione a eventi di carattere nazionale e internazionale del settore e a viaggi di istruzione per consolidare le conoscenze teoriche mediante contatti diretti con le tecnologie adottate in strutture residenziali e pubbliche. Inoltre, durante le 2700 ore di corso, hanno partecipato a stage presso aziende di restauro qualificate ed hanno operato su importanti beni architettonici anche durante le lezioni di laboratorio. Il corso ha formato allievi provenienti non soltanto dalle province del Veneto, ma anche da altre regioni d'Italia, che sono pronti a spendere le competenze acquisite in un contesto che presenta un forte bisogno di professionalità specialistiche, il che risulta rilevante per quello sviluppo strategico ed innovativo che deve essere perseguito in modo continuo. I collaboratori restauratori sono Marco Bazzucco, Elisa Bertaglia, Carlo Bologna, Manuel Catozzi, Anita Dainese, Giuseppe Di Nunno, Giada Ferlante, Letizia Formisano, Giulia Massetto, Lisa Romagnolo e Giada Saltarelli. Alcuni di loro hanno già dato vita a una cooperativa che opera nel recupero e nella conservazione dei beni culturali e sono operativi nel restauro di opere locali. Il progetto è stato selezionato nel quadro del programma operativo POR 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma.